Sì, un mesetto fa. Ok, un mesetto fa mi hanno proposto, anzi mi hanno fatto conoscere questa iniziativa che da 7 anni si svolge in provincia di Venezia, e chiaramente essendo io assessore alla Lavoro della Veneta avevo capito l'importanza dello sviluppo, soprattutto del far conoscere la Lavoro della Veneta ai giovani del territorio. Abbiamo inserito nel nostro progetto due novità, diciamo, giusto per arricchire questa cosa qua. Grazie appunto alla collaborazione del comandante Zuin e di tutto il suo, diciamo, si può chiamare reparto, sappiamo che loro hanno un progetto di andare per le scuole e spiegare quella che è l'attività di sicurezza per quanto riguarda il navigare. E quindi questi ragazzi, noi ci insegniamo ad andare a remi, però dobbiamo anche insegnare ad andare a motore, perché ahimè il mondo oggi è questo, e quindi abbiamo ritenuto opportuno dedicare del tempo a questo tipo di insegnamento. Abbiamo trovato la collaborazione naturalmente del comune e di conseguenza dei nostri amici. Naturalmente metto in evidenza immediatamente il grande ruolo che ha la scuola. Grazie alla scuola e grazie soprattutto, devo dire, alla materia educazione fisica, che normalmente ormai da tempo si cerca di valorizzarla al massimo, ma normalmente ancora si tende questa attenzione specifica con un assessorato alla Voga. Mi sembra un segno importante per il fatto che noi come scuola abbiamo sempre registrato l'enorme ruolo che ha il riprendere da parte dei ragazzi come protagonisti una tradizione importante nel territorio. Cioè, secondo noi i ragazzi che vediamo proprio molto affascinati, molto appassionati in questo progetto, sentono proprio che in questo progetto entrano in gioco non solo le abilità tecniche, il divertimento, eccetera, ma entra proprio in gioco un patrimonio che è condiviso, di cui è un'attività che possono condividere parlandone con i loro genitori, con le loro famiglie, qualcosa che sta nella storia delle famiglie di questo territorio, oltre che è una grande occasione, come diceva prima. C'è qualcosa di veramente importante e radicato, se no diventa così. Giochiamo a calcio, vabbè, tutti giocano a calcio, però qui ci sono delle tecniche che devono essere quelle, c'è proprio una storia dietro. Dunque è fondamentale mantenere questo e insegnarlo nel modo migliore, soprattutto far capire quanto. Mi fa molto piacere che questi progetti stanno sempre migliorando. Io sono sempre stato vicino, certo che portare anche i superiori alla Voga, questo impone strutture, perché impone strutture, maestri di Voga, remi, forque e banche. Dunque qua abbiamo Silvia, perché sei di Chioggia, sai particolari che sono, perché domenica sono stato ospite agli Silesiani, dove che sono partiti con una battea, erano una mascheretta, io mi sono proposto di regalare i remi alle ragazze e mettiamo in carriere in una mascheretta. Quando porto qualche ospite d'onore è gratuito. Io avevo una baronessa quando insegnavo alle Aquerini gratuitamente, c'erano dei maestri che insegnavano e facevano metà alla società, metà il maestro. Io alle Aquerini insegnavo gratuitamente. Una baronessa ha detto: io voglio il maestro Fonger, terminata la lezione esecutiva, perché il marito è socio del tunnel della Manica, quindi avrei potuto vivere di reddito. Ho tirato fuori il portafoglio, quant'è? È socia dell'Acquerini. Ma non è giusto, per me. Se lei non ascolta, però sappia che io la mando a casa, perché io insegno gratuitamente, perché voglio dare la mia esperienza gratuitamente. Ma tu devi sognare come ho sognato io da piccolo. Non sono banche tradizionali veneziane, sono banche che non è mai vanno disperse. Non è neanche mai esistito il campionato. Sì, comunque non è neanche mai esistito questo campionato alla Voga. È chiaro che quando nasce si crea tutto dall'inizio. Ho
capito, però allora la provincia mette quello che può, ok? Che sono questi, che poi vengono consegnate a chi vuole partecipare indistintamente, chi si iscrive. Se poi uno è così bravo che se la vuole comprare, se la compra, cioè, come tutte le cose. La provincia non è che può fare da banca a tutti, la provincia dà un indirizzo, ma non è la banca. Chiaro? Le banche, tutte le banche fatte sono di proprietà della provincia, che vengono affidate a, il quale deve dare nel momento in cui noi diciamo dai. Okay. Beh, Va bene. Ecco, direi che sì. Niente. Basta, niente, grazie a tutti e arrivederci al 29 alla nostra manifestazione.